buonasera. Nei bianchi e nei rossi solo globuli azzurri, orgogliosi di essere partenopei. Alla mia destra Antonio Pietrazzolo, buonasera. Direttore di Napoli Magazine. Alberto Zasso, imprenditore, Macron, competente di calcio, si può dire così? Diciamo di sì. Vabbè. Pasquale De Simone, grazie, giornalista competente di calcio e non. Questo mio amico si chiama Vittorio Dini. Si può dire ancora componente, presidente, animatore del comitato Te Diegum? Ma che è sta cosa? Che cos'è? È un comitato che per la verità si chiamava La Classe Non è Acqua, di cui sono stato, mi onoro di essere stato presidente, e naturalmente siccome era un comitato di scopo, come si dice adesso, dei governi, e quindi diciamo, lo scopo era il Te Diegum, grande evento che è rimasto un po' nella storia e nelle menti. La Classe Non è Acqua, Vittorio, in questo Napoli chi ti affascina di più? Beh, dopo l'altra sera Higuaín. Credo che il suo pianto e il suo gol, ma soprattutto il suo pianto, ci ha fatto ricordare le vibrazioni del grande argentino. Andò, queste vibrazioni... Troppo forte come dichiarazione, non sono d'accordo, non esageriamo. No, però, ricordare, non ho detto però quel pianto ti ha colpito, no? No, ma io voglio che queste lacrime siano asciugate subito, perché arriva Mazzarri, deve piangere Mazzarri. Sportivamente. No, ma aspetta, ma quello è un pianto di arrabbiatura per l'eliminazione. Di arrabbiatura, ma positiva, cioè sì, però è come il pianto che Maradona dopo Napoli-Milan dello scudetto mancato, o quello della dopo la sconfitta della nazionale. Molti mi hanno detto come anche le lacrime di Lavezzi, però secondo me non dobbiamo fare troppi raffronti, perché comunque stiamo parlando di un Higuaín che adesso deve dimostrare, no? Tutto il suo valore lo sta facendo finalmente. A parte, scusa, quel gol lì cioè è un gol che, insomma, signori centravanti così ce ne stanno pochi, adesso quasi nessuno. Poi avete visto i filosofi come ragionano, di calcio? Alberti, ha colpito questo pianto, questo Napoli, io ho titolato orgogliosi di essere napoletani. Assolutamente sì, io direi che è stata una partita vissuta a 360 gradi, con un orecchio, anzi forse due, lì in Francia, a Marsiglia, dove fino a 10 minuti dal termine noi eravamo comunque ancora agli ottavi. La cosa più bella del match qual è stata? Forse condivido nel dire che è stato il pianto di Higuaín, spontaneo, forte, grintoso, anche nello stesso pianto. Diciamo che è stato forse un punto di sollievo per tutti i tifosi che erano allo stadio, è motivo di applauso e di orgoglio. Pasquale, 12 punti primi insieme ad altre due squadre, usciamo. Se ricordo, una sola volta è successo a Paris Saint-Germain, ma non in queste condizioni. Certo, vedere che passano squadre con 6, 7, 8, 9 punti, questa è l'amarezza, al di là, poi come dicevi, direttore Pietrazzolo, dell'orecchio. Scusa, in un girone dove ci stanno altre 3 squadre che sono arrivato allo stesso punto. No, sono tra le migliori. Diciamo 2, va. No, aspetta, lo diciamo adesso. Ma quando è stato fatto il sorteggio, non dimentichiamo che il Borussia era in terza fascia, no, ma è vero, il Marsiglia era in seconda fascia. Ma è vero quello che dici, basta andare a guardare le altre due italiane. Le altre due italiane non dovevano fare altro che arrivare seconde nei rispettivi giochi per contratto. Il Copenaghen non aveva niente a che vedere con il Marsiglia. Dopo Lauristi avevano il Barcellona e il Real Madrid, primi per investitura divina, e dovevano arrivare, hanno fatto 2 gironi vergognosi e passano. O meglio, passa, il Milan passa. La Juve ci è andata molto vicino perché a 5 minuti alla fine era dentro, ed è stata poi punita per tutte le scelleratezze commesse in corso d'opera. La traduzione è questa, perché brucia, capito? Brucia. Posso dire una cosa, guarda, è emblematica. Posso dire una cosa veloce, ascoltami un attimo, una cosa emblematica. Io
conosco un tifoso juventino che è il titolare di una lavanderia dove io abitualmente mi servo, non faccio il nome per non fare pubblicità. Non dare l'indirizzo. No, assolutamente, ho detto solo una lavanderia. Allora io sono entrato nel negozio, lui mi ha guardato, non ha detto nulla, ha detto noi siamo usciti con vergogna, voi con onore, l'ha detto lui. Direttore, perché tu non vuoi più parlare di questa partita? Perché... Ti lancio questo assist. È la prima volta, dopo anche la vittoria in casa, devo dire la verità, con il Borussia, che vedo tanti bei voti per i nostri giocatori. Quindi questa è l'amarezza, cioè abbiamo giocato bene, abbiamo vinto 2-0, stavamo con il pensiero... La beffa marsigliese, la beffa marsigliese, perché poi fino a quando vedi che tutto sommato forse il guizzo d'orgoglio, l'onore, no, il punto, anche per salvare la faccia lo stavano facendo, poi è venuto meno anche questo punto e allora diciamo vabbè, andiamo fuori per chi? Per colpa degli altri.